Saluto a tutti, sono felice di ritrovare Binanter CFM per e campa qui settimana no e musceltu a Gazinca e ubese di Loredo dunque u più alto a sabede di Urudione di Agazinca e prima da pasubidu per parla storia e patrimonio simu nui garudi di Loredo cu Andulusanto Albertini. RCFM e campa qui. A mo' di Loredo si è passata come l'era sorte, perché sono nato di un babbo e una mamma che avevano gli animali, a mia passione sono sempre stati gli animali e quando ho finito ciò che avevo in continente all'armata, sono giunto e ho giappo subito un mestiere di pastore e l'ho fatto sinava, ho sempre i miei animali. Un mestiere che era un mestiere passione. Se poi non avete passione ne potete fare. Dunque è meraviglioso questo mestiere qui, perché io non un pastore, un vero pastore, non c'è mica fago, a differenza che i pastori del continente. Qui i pastori erano padroni dei animali, quei soldati avevano parecchi affari per elli. Dunque, il pastore era un uomo libero. E io ho un piacere enorme di una vita qua. È duro, ma è troppo appassionante. Io sono nato in 40, il 1° gennaio, in 40, quando piovevano le bombe. E sono stato qui chiuso, perché qui c'era un regime di Vichy, il mio babbo aveva le capre, e i burcai, e i caprai l'hanno fatti parte in Loreto, hanno avuto smarrati in Loreto, con quelle famine. E si face che noi siamo perduti in un paese a mia mamma, io sono Bocagnano, appena più un basso, aveva 2 anni. 2 anni. E siamo ricolati qui, aveva 10 anni. Abbiamo cappiato le capre e pigliato le pecore e eravamo i guercioli. Un uomo è cascato malato, era all'ospedale, si è fatto operare lo stomaco, aveva un ulcero allo stomaco. E noi siamo colati qui, che c'erano i nostri zii, e di poi 50, così siamo qui. Tanto qui c'erano 500 abitanti, eravamo 100 a scuole qui, con 3 scuole. Era un paese, d'estate c'era forse 700-800 gente che giungevano, avevano le sue case qui, erano perduti a Toulon, a Nizza, a lavorare in continente. Loreto oggi è un paese moribondo perché qui è falato, non saremo manco sicuri di essere 200. E così non è da fare. Non è tutto chiuso, e pizzerie, bar, è un paese morto. Se non si arrangia mica questa situazione qui, non so mica come va. Domani seconda tappa in Loredo in de campa qui e domani parleremo economia, osteria, cugina di no, ci nanderemo a Oradadio ridroa a Vincent Albertini. A domani dunque per Azevida de campa qui, sempre in Loredo e Gazinca. RCFM e campa qui.